E adesso è con noi in studio Raffaele Padrone, FSP Polizia, grazie per essere con noi. Grazie a lei, direttore. Facciamo il punto, insomma, le abbiamo già detto in questa sede, ma è giusto ripeterli. Estate, tempo di ferie, tanti sono i consigli utili che si possono dare per evitare i furti che purtroppo si verificano sempre di più. Per quanto riguarda i furti nelle abitazioni, che sono ahimè in aumento, ma questo è un periodo che fortemente fa innalzare l'asticella non solo della città di Pordenone, che ripeto sempre una città sicura, ma in tutte le città d'Italia. È un periodo estivo, è un periodo importante dove la gente chiaramente gode delle sue ferie, delle proprie ferie, Certo. per chi ancora può permetterselo, ma senza dubbio le accortezze sono quelle che abbiamo sempre ripetuto, insomma, no? Cercare anche di non pubblicizzare, questa è la cosa importante, se vogliamo essere più moderni, non vogliamo pubblicizzare che siamo al mare, che siamo qua, che siamo là, lo facciamo magari, lo ripeto sempre, lo facciamo a rientro e non ci costa nulla. Cioè, le abitazioni di questi signori vengono visitate purtroppo in orari diurni, non notturni, alcuni casi ahimè si sono verificati in orari notturni, ma parliamo di altra tipologia di delinquenza. I furti negli appartamenti, nelle case vengono fatti sempre da persone che poi quando vengono presi vengono fatti presi da minori e quindi di etnia magari rom e quindi abituati a determinati orari. Quindi facciamo solo attenzione agli orari in cui si lascia la casa, magari lasciando, come ho sempre detto, una radio accesa, una televisione, in modo da creare insomma il dubbio se questo appartamento o questa casa c'è qualcuno dentro o no. Almeno evitiamo una tipologia di persone che possono ahimè entrare in casa. Anche perché insomma in tanti casi i malviventi prendono proprio di mira una determinata famiglia, una determinata persona, quindi anche lì è giusto prestare attenzione, è giusto che anche i familiari prestino attenzione insomma con eventuali sopralluoghi, ma anche semplici visite di cortesia ai parenti. Ma questo senz'altro, poi un altro avviso che mi va di dare insomma è quello di aprire la porta a persone che si conosce, Certo. non uomini chiaramente, neppure in divisa, perché possiamo fare un accertamento, chiamare il numero 112 e chiedere se hanno mandato loro dei poliziotti o dei vigili per casa. Non è successo nella nostra regione ancora, ma in alcune situazioni, in alcune città più importanti dove la malavita è assai più alta, no, casi di persone vestite da polizia, da carabinieri, da vigili, oppure mostrando falsi tesserini entrano nelle nostre abitazioni. Quindi a fare attenzione e aprire solamente a persone che veramente si conoscono. Chiamare, eventualmente chiamare le forze dell'ordine, sono a disposizione, i centralini in questi periodi scottano come si dice, però una telefonata insomma, può salvarci da brutte sorprese poi, ecco questo sì. Ecco, un'altra curiosità, restando sempre nel Pordenonese, nei giorni scorsi sono entrati in servizio i nuovi agenti di Polizia di Stato, ecco, si nota la differenza, non sono sufficienti, come vede la situazione su questo fronte? Ma l'ho detto sempre, quando ci fanno la pubblicità che ci sono degli arrivi bisogna anche chiedere immediatamente, non a chi scrive l'articolo, ma a chi lo presenta, ci dite anche quante persone sono andate via, quindi Certo. capisce, questo sarà un anno veramente importante, l'anno scorso al dicembre 22 è stato un anno più importante forse numericamente, ma qua parliamo di oltre 20, quest'anno oltre 20 persone, quindi se a me ne arrivano 4, 5, sì possiamo essere contenti ma non felici. Ecco, chiudendo, insomma, parlavamo prima di iniziare il nostro intervento, ci tenevo a fare un ringraziamento particolare, insomma, ai Vigili del Fuoco per un fatto curioso, no, Ma accaduto nei giorni scorsi. sì, un fatto curioso perché poi insomma si è risolto bene, ma io l'ho scritto oggi, l'ho scritto e comunicato alla stampa
I ringraziamenti vanno al gruppo, alla squadra, come loro chiamano, la squadra di intervento, che alle 3 del mattino sono intervenuti presso la mia abitazione semplicemente perché era stato segnalato, se le dico da chi, era stato segnalata la presenza all'interno del motore della mia macchina un gatto. La segnalazione, pensate, veniva dal mio stesso gatto che, incuriosito e buon cacciatore, addestrato, beh, d'altronde non poteva che essere che un buon cacciatore o un gatto poliziotto, quindi non poteva essere di meglio. Però al di là dello scherzo, abbiamo salvato, sono intervenuti i pompieri, nonostante fossero le 3 del mattino, sono intervenuti. Il caposquadra Raffaele Mancino, anche un amico che saluto, e veramente la professionalità e l'amore per il loro lavoro l'hanno dimostrato, portando in salvo ovviamente questo povero gattino, ma evitando anche, ahimè, la rottura del motore, perché purtroppo accendiamo il motore, partiamo la mattina e si spaga tutto, oltre ad aver ucciso un animale. Però quello che mi interessava dire, anche il corpo dei vigili del fuoco, che fanno parte comunque del comparto sicurezza, guardate, lavorano veramente solo, io lo dico sempre, con volontarietà e grande professionalità che li distingue, perché li chiamiamo per tutto, dalla porta, dal gas, dai gravi incidenti, incidenti. A proposito di incidenti, ci sarebbe da dire che inizia un periodo sulle strade non indifferente, direttore, quindi è meglio ricordare che il mese di ottobre sono tutti weekend, di ottobre scusate, di agosto saranno tutti mesi e tutti i weekend saranno da bollino rosso. Poi ci sarà il 5, il 12 e il 15 che sono considerati invece bollini diciamo neri, ma se facciamo le considerazioni che la polizia stradale, ahimè, anche essa è in grave deficit, eppure l'anno scorso credo di ricordare siano stati controllate 1.800.000 persone, 1.800.000 persone durante l'arco dell'estate, con tantissimi incidenti purtroppo, anche perché sono state trovate quindi 14.000 persone, 14.000 a guidare in stato di ebbrezza. Abbiamo fatto l'altra settimana la considerazione di cosa significa guidare in stato di ebbrezza. Mi auguro nell'attenzione, ecco, da parte di chi andrà in ferie, di chi va in ferie, attenzione a mettersi la guida. Torneremo sul tema, grazie Raffaele Padrone per essere stato con noi. Grazie a voi. Andiamo avanti con la cronaca, perché da qualche ora le acque dell'Isonzo risultano torbide, più precisamente di un inconsueto color marrone che ha suscitato diverse segnalazioni e chiamate da parte di cittadini preoccupati per la salute delle acque fluviali.